Con un'indagine lampo, i carabinieri di Agrigento recuperano una sedia da mare per diversamente abili. Un denunciato per incauto acquisto. Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Agrigento hanno recuperato una sedia da mare per diversamente abili. Dopo aver battuto palmo a palmo tutto il litorale di San Leone, l'hanno vista sul bagnasciuga di un noto lido della zona. Tutto è iniziato poche ore prima, quando l'assessore Gabriele Battaglia e l'assessore al comune di Agrigento, Gerlando Reolo, si erano recati in caserma per denunciare a Tonini che qualcuno aveva rubato la sedia da mare per diversamente abili, collocata dal comune nei pressi di piazzale Giglia di San Leone, proprio con il prezioso compito di permettere anche ai soggetti con difficoltà motorie di poter accedere al mare per rinfrescarsi. Nel corso della denuncia era anche emerso che il grave episodio stava già suscitando una forte indignazione tra la popolazione agrigentina e sui social. I militari dell'Arma hanno così rinfrancato subito i due amministratori, rassicurandoli sul fatto che si sarebbero messi immediatamente alla ricerca su tutto il litorale, e così è stato fatto. Per tutta la mattinata una decina di carabinieri della stazione di Agrigento si sono così messi all'opera per pattugliare l'intero tratto di spiaggia, escludendo vari testimoni. Nella tarda mattinata è arrivata la svolta, quando alcuni onesti cittadini hanno segnalato sul bagnasciuga di un noto lido di San Leone una sedia di colore azzurro come quella rubata. I militari in un attimo hanno fatto accesso su quel tratto di spiaggia, iniziando subito una perquisizione, ed è saltata fuori la sedia rubata a piazzale Giglia, serenamente disposta sul bagnasciuga per le esigenze del lido. Alla richiesta dei militari, titolare, le iniziali FV di 35 anni, impiegato presso lo stabilimento, ha ammesso di averla acquistata poco prima al prezzo di 100 euro da un soggetto sconosciuto. Per lui è scattata così la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento per un incauto acquisto. La sedia, appena dissequestrata, sarà subito riconsegnata al comune di Agrigento, che potrà continuare a svolgere il suo prezioso compito a favore delle persone meno fortunate della città. Le indagini dei carabinieri non si fermano qui, andranno avanti per dare un volto anche a colui che si è impossessato della sedia, rendendosi così responsabile del furto.